siamo nel giardino di Villa Fini, va bene, Villa Veneta del 1500. Ecco, adesso faccio un po' da cicerone in questi praticamente resti e spiego un po' perché c'è anche in ogni caso, va bene, un po' di quello che è la mia storia. Ecco, benissimo. E c'è un po' di questa mia storia e posso raccontarla un po' come la vedevo io, come l'ho vissuta io. Allora cominciamo a vedere le macerie della villa. Ecco, la villa era splendida, era anche semplice e anche moderna, diciamo, per quei tempi, perché nel 1500 fare una cosa sobria in quella maniera ti dico che non era da poco lungimirante. E sono rimasti solo, come vedi, i mattoni, ecco, del 1500. Poi vediamo, siamo al centro del giardino e c'era un albero, lo vedi, e sono anche un po' emozionato perché tu vedi persino la lamiera, cosa è arrivato di tutto, da lontano anche, perché lì c'è una lamiera che certamente non era qui. Ecco. Poi di questa villa, va bene, c'erano i due lati, dove sui due lati c'erano le scuderie e nel 1900 circa, va bene, 1920, cosa è successo? Che le scuderie le hanno adibite un po' a casette, sì, casette semplici, senza l'acqua in casa, perché non c'era l'acqua in casa a quel tempo là, dove ti dico, in fondo c'è ancora l'ultima parte del Rudere, va bene, ci abitava Zabeo Celestino, era il castaldo della villa nel 1930 e è lui che faceva la manutenzione, diciamo, del giardino, di quello che erano quei lavori che uno deve fare su una casa, in una villa, ecco. Però nello stesso tempo avevano iniziato a fare i lavori e c'erano 7 famiglie, diciamo 7 case, create 7 case sulle vecchie scuderie, sulle vecchie stalle, diciamo, sia in questa parte che nella parte diciamo di là del gazebo, ecco, che la vedi, che è rimasta parzialmente come era la parte di qua, invece totalmente distrutta, e lì lascio degli affetti molto importanti. Perché? Perché poi ci sono vissuto anch'io, quando sono tornato diciamo, io sono nato in Lussemburgo, ho vissuto in Francia, mio padre è emigrato, va bene, siamo tornati dalla Francia perché mio nonno Arturo, che lavorava alla ESO Standard Italiana, aveva lasciato il posto. Era così una volta, c'era un po' che il padre lasciava il posto al figlio, ecco, almeno a Marghera succedeva spesso. E ecco che io nel 61 torno in Italia e per qualche mese sono ospite dei nonni, va bene, nella casa che tu adesso non vedi più, perché in realtà è proprio quel lato crollato di brutto, va bene, non è rimasta neanche la facciata, questa parte esterna. E lì che ora si vede sfondato proprio, lì era il secondo appartamento, ecco, sfondato totalmente, dove c'erano sopra 2 camere, sotto un tinello, una cucina, cose semplici come ti dicevo. Ma qui c'erano anche, e ti mostro quella finestra lì, pensa, le scuole elementari del Casello 12 si chiamava, perché siamo adesso da 20 anni, si chiama Cesare Musatti, che era, va bene, un psicologo molto importante e che comunque qui nella zona tutti conoscevano la famiglia Musatti, va bene, ecco perché località Musatti, Cesare. Ecco, e in quella finestra lì in pratica io ho fatto per qualche mese la prima elementare e poi la mia seconda elementare. Eravamo in una stanzone grande, va bene, 5 classi, dalla prima alla quinta, perché la frazione era piccolissima, eravamo in pochi e non è che si poteva andare al Dolo a 3,5 km o a Mira. E allora ecco che lo Stato aveva provveduto e ci mandava un maestro e qui nella villa si erano ritrovato, va bene, 2 stanze grandi, va bene, per fare le scuole elementari. Pertanto adesso che c'è tutto questo squarcio distrutto, che effetto ti fa? guarda, forse si sente anche dalla voce un po' tremula, perché è come se comunque la tomba di famiglia venisse violata un'altra volta, ti dico, ecco perché i miei nonni
sono lì nel cimitero al Dolo, ma sono qui nella mia testa e ci sono in mezzo a noi, ecco, perché io ci credo. Però ci tenevo anche in ogni caso, perché quando passavo con i miei nipotini, ma adesso sono troppo piccoli, il grande ha 6 anni, glielo dici, ma non è che, ecco, però ci speravo, nel senso che tornando con i miei nipoti tra un qualche anno dove possono memorizzare, ci speravo di dimostrare dove erano nati, ma anche per mostrare, va bene, che negli anni 60 c'erano ancora le toilette, i gabinetti erano fuori ancora e non ci si vergognava tanto, perché così era. E poi è iniziato il benessere, e poi non si sa sto benessere se adesso è diventato malessere psicologico o altre cose, perché l'acqua non c'era, l'acqua andavano a prenderla, va bene, a 350 metri da qui. E possiamo anche puntare dove, ecco, e andavano a prenderlo con dei secchi enormi, va bene, 2 secchi a testa, e andavano dopo lo spigolo di quella casa lì un altri 100 metri, e si portava a casa l'acqua potabile, perché non c'era ancora e non era ancora arrivato negli anni 50, parlo 55 in questo caso, dove venivo a fare le vacanze qui. Sì che c'è tutta una storia anche da ricreare con questi mattoni, ma una storia che parte dal 1500. Io mi ricordo che vedevo ancora i burci passare con i cavalli, trainati dai cavalli, come facevano, come si vedono anche in certe litografie vecchie. Ecco, allora ritornando a queste distruzioni, perché è come se ci fosse un terremoto, abbiamo provato un terremoto, va bene, che è passato su 50 metri, e dove è passato e ha distrutto, e l'abbiamo visto, perché sembra impossibile in 4-5 minuti cosa può succedere, sì che dobbiamo rimettere in conto anche questa cosa qua, ritornando al tempo meteorologico, ritornando al rispetto, ritornando a dire questa energia dobbiamo vedere come spenderla, dobbiamo vedere da cosa trarla, dobbiamo vedere quanta e come sprecarne ancora, perché c'è chi non ha neanche il cibo da mangiare e noi sprechiamo, e per 40 anni abbiamo sprecato perché non abbiamo costruito tanto. E queste sono anche delle macerie che ci riportano, va bene, a pensare e a vedere quanto grandi potremo essere solo se ricostruiremo questa villa. È lì che dovremmo vedere, va bene, ridico, il Veneto, il grande Veneto, sia come regione ma anche come cittadino che vuole rifare, vuole ricostruire, e questo vorrà dire ricostruire anche la nostra storia. E io qui ci tengo doppiamente, perché è anche la mia storia, e come quel povero proprietario effettivamente, va bene, che non potrà farcela da solo, ecco, io dico tutti assieme possiamo ricominciare, ma di questi mattoni dobbiamo rifare tanta cosa. Dovremmo rifare la cultura del non spreco, la cultura giustamente del riciclo, la cultura anche del ricostruire ciò che viene giù, ecco, e costruire meno invece quello che non c'è, e utilizzare meno quel verde che c'è. Ecco, è per questo che mi sento di dire in ogni caso che oggi un bel sospiro, ma con un'angoscia enorme nel mio cuore, dove ho riperso un pezzo della mia storia, ecco, che sto cercando di costruire, che era andata anche perduta con la migrazione di mio padre e dei miei nonni, e che poi ritornando qui nel Veneto, e orgogliosi comunque di essere in Europa, perché io sono nato in Lussemburgo, abito in Francia, per me i confini sono solo dei confini scritti su un pezzo di carta, perché non ci sono confini, siamo esseri umani in una terra piccolissima, e che abbiamo visto quanto piccoli siamo in 4 minuti, va bene, come si possono sbriciolare, va bene, secoli di costruzioni, secoli di tutto. Pertanto io dico uniamoci tutti assieme e rivedremo se riusciremo a fare di questa, va bene, di questa Villa Fini, come siamo riusciti a farlo, va bene, con la Fenice, ecco, una ricostruzione della nostra storia. Allora crederò a tutti.